vedi? Così. E partiamo dalle canne. Perché la scelta delle canne è importante, perché questa per esempio ci sono sia le canne maschio che una canna femmina. Questa per esempio è una canna maschio. E da che cosa si riconosce? Si riconosce dalla distanza tra un nodo e l'altro, che è brevissima, mentre se noi per esempio andiamo a prendere il maschio, vediamo che la distanza è molto più ampia, vedete? Si nota benissimo, la distanza è molto più ampia. Questa è meglio da lavorare, perché essendo i nodi più distanti, quando noi andiamo a toccare con la colonna d'intreccio, là si può spezzare, e qua è più raro che si possa spezzare. Le canne che vengono utilizzate sono sempre dell'anno precedente, ma anche questo si deve scegliere, perché le canne, arrivato a un certo punto, perché le canne sempre raccoglierle nel periodo invernale, gennaio è il periodo migliore, perché sono a riposo eccetera eccetera, però anche se sono a riposo, sempre la canna dell'anno precedente, perché già una canna di 2 anni, come vediamo questa qua per esempio, ha degli germogli qua che facciamo vedere, e questa non va bene, perché qua già il nodo è stato compromesso da quello che è il germoglio, e quindi qua quando andiamo a intrecciare la canna si spezza, e quindi è un pochettino complicato. Quindi eventualmente questa la possiamo utilizzare, però utilizziamola fino a qua dove non ci sono i germogli già fuori. Questa invece è una canna di 3, 4, 5 anni, non utilizziamola mai. Come vedete è tutta piena di germogli già secchi, si evidenzia che è una canna vecchia. Questa tra l'altro è anche maschio, ma non la utilizziamo mai, non la dovete mai utilizzare, questa non va bene più. Le canne, possibilmente a seconda di quello che dobbiamo fare, dobbiamo scegliere anche la grossezza della canna. Se noi andiamo a fare un cesto piccolino, naturalmente utilizzeremo delle canne di medio spessore. Se noi invece dobbiamo fare delle cose, delle ceste più grandi, più consistenti, utilizziamo una canna più grossa, che anche questa poi farò vedere. Anche questa, quando noi la andremo a spaccare, faccio vedere come poterla eventualmente ridurre di spessore. Anzi, ora io vi farò vedere già subito come viene pulita la canna. La canna viene pulita in questo modo, però non fare troppo qua, perché quello che tiene la consistenza della canna è solo nella buccia, la parte interna è una parte spugnosa. La canna, come il salice, deve essere raccolto e stagionata all'ombra, non al sole, perché al sole la canna si sfibra. Utilizziamola dopo 15 giorni, un mese che noi l'abbiamo raccolta, così evitiamo di bagnarla, non metterla nell'acqua. Mettere nell'acqua è sbagliato, perché la canna, quando noi la andiamo a mettere nell'acqua, anziché diventare più malleabile, più flessibile, invece all'incontrario si spezza. La canna basta metterla eventualmente 10 minuti prima che noi dobbiamo fare il cesto, oppure spruzzarla con uno spruzzino e già la canna è pronta. Noi facciamo vedere come si pulisce e come poi viene spaccata. Io la faccio ancora tradizionalmente, e la canna è già bella pronta. Adesso che io questi me li costruisco io, questi sono 2 crocette di legno, non sono altro che i polloni che crescono del selvatico e del portainnesto della pianta dell'ulivo. Io me li preparo, perché poi giustamente si consumano
quando è. Allora la canna si procede così, si spacca così in 2 e 2 4 e poi si mette questa crocetta così e si fa così, vedi? Vedi? E poi la spacchiamo in 2 in questa maniera qua. Poi diamo una pulita ai nodi, così. Ed è già pronta. Ora vi faccio vedere, questa non è necessario, però la canna più spessolata, per poterla rendere più flessibile, facciamo così noi. Ci mettiamo così, vedi? E facciamo così. Visto? Così la rendiamo più sottile, più flessibile la canna. Quando incontriamo, questo non è il caso, ma quando incontriamo una canna più grossa che la vogliamo utilizzare per renderla meno spessorata, facciamo questo lavoro qua. Poi per quanto riguarda ancora ci serve i tralci, che questi li andiamo a prendere giustamente dove c'è l'albero di olivo. Questo è il selvatico, cresce sul portainnesto dell'olivo e questo già sono dei polloni di 5-6 anni, infatti si vede che sono abbastanza vigorosi. E anche da questi si possono prendere, non solo quello singolo che cresce, anche da questi già ramificati si possono utilizzare benissimo. E noi andiamo a prendere giustamente tutti questi tralci, così, tutti questi qua, che possono essere, vengono utilizzati tutti. Poi li prendiamo così e li poliamo. Visto? Già è pronto per poterlo utilizzare. È semplicissimo. Tutto quello che ci serve. Questa è praticamente un ago, chiamata così, che ci serve poi per fare la chiusura del cesto. E gli aghi, a secondo del cesto che dobbiamo fare, ci procuriamo prima gli aghi. Questi sono dei punteruoli che ci servono soprattutto quando dobbiamo fare questi qua, perché infiliamo qua e rendiamo il passaggio del filo che scende da sopra. Questi sono gli aghi più piccolini, questi li abbiamo fatti vedere. Questi ora noi, per poter costruire un cesto, ci servono praticamente dei legnetti. Questa è la parte inferiore del salice, che li prendiamo, facciamo vedere uno. Questo qua, diciamo, è un po' grosso, quindi la parte, diciamo, inferiore, che è grossa, la utilizziamo per costruire il fondo, e poi questo lo utilizziamo invece per intrecciare, e si procede così a secondo la forma che gli vogliamo dare, il disegno pure, perché quello semplice ne utilizziamo in genere 8 di questi tralci, mentre se dobbiamo fare un disegno più particolare, vedi, a saltare, qua invece dobbiamo fare sempre il multiplo di 3, facciamo 6, 9 o 12 di questi legnetti a seconda della grandezza, perché altrimenti questo lavoro con 8 non lo possiamo fare. Adesso faremo vedere come procedere. Si spacca qua al centro, così. Poi io prendo il punteruolo, lo infilo qua dentro e vado a prendere questi e lo metto qua dentro
e questo è il primo, e poi si procede sempre spaccando sempre naturalmente quelli più grossi, così. Prendiamo il spunteruolo e lo mettiamo così e via via, sempre così. E adesso andiamo a inserire gli altri. Sempre così, andiamo a inserire qua dentro. E abbiamo formato una croce. E da qui si parte per fare l'intreccio. Naturalmente questi li scegliamo in base alla grandezza del cesto che vogliamo fare. Consideriamo che se li facciamo 16 poi se ne va a 18, se li facciamo 18 il fondo se ne va a 20. Ora facciamo vedere la partenza. Si prendono due fili di salice. Io procedo così, faccio un nodo, così, lo stringo bene e questo praticamente già è legato. Ora vado a prendere questo e lo faccio scomparire e lo metto qua dentro e non si vede più nulla. Poi come si procede? Uno va di sopra e uno deve andare di sotto, sempre girando. Quello di sopra va sotto e quello di sotto deve salire sopra, e si fa sempre questo giro così. Quello di sopra va sotto e quello di sotto va sopra e si procede così facendo un paio, bastano un paio di giri. Li stringiamo bene e facciamo sempre questo passaggio. Ok, abbiamo fatto già, è bloccata, è ferma. Ora praticamente si procede in questa maniera. Prendiamo questo, lo spacchiamo, prendiamo questo qua di sopra e deve entrare qua dentro, così. Poi prendiamo questo, entra qua, spacchiamo questo e lo saliamo sopra. E questo se lo vogliamo fare a 2, ma noi naturalmente lo facciamo a 3. E si parte da dietro, così. Adesso si procede così: 1 1 e 1 2, va sotto così e sale sopra in quello davanti, così. 1 e 1 2, va sotto e sale sopra. Cerchiamo ora di allargare, perché li dobbiamo portare tutti alla stessa maniera, sempre sotto e sopra, e si procede ora sempre così: sotto, spacchiamo sempre e sopra, stringiamo bene, sempre uno sopra
1 e 1 2 sotto e sopra, e procediamo ora a spaccare sempre questo qua e facciamo 1 e 1 2 sotto e sopra, così, sotto sempre 1 e 2 e sopra, e si prosegue sempre così, sotto, spacchiamo e sopra, sotto e sopra. Questo ormai forse ce la facciamo, così non sprechiamo nulla, sempre sotto e sopra, sotto, anche se è corto non ha importanza, perché ora è sopra, sotto e sopra. E adesso andiamo a innestare per continuare. Il nodo forse l'ho fatto un pochettino stretto, è meglio sciogliere. E ora si continua sempre così, praticamente si deve innestare e si va a inserire qua dentro, facendo sempre questi qua, li dobbiamo pulire, dobbiamo farli ad ago, altrimenti non riescono a entrare, e facciamo così ad ago e continuiamo 1 e 1 2 sotto e sopra. Qua è finito e andiamo a innestare sempre qua l'altro, spacchiamo sempre sotto e sopra, sotto e sopra. Deve camminare sempre quello dietro, ricordiamoci, deve camminare sempre quello dietro, sotto e sopra. Come vedete già stiamo cercando di fargli prendere la stessa distanza. Innestiamo sempre il salice, facciamo 1 e 1 2 sotto e sopra, sempre sotto e sopra, sempre questo procedimento, e cerchiamo con le dita di farlo arrivare tutta alla stessa distanza l'uno dall'altro. E proseguiamo sempre così, ormai sono alla giusta distanza l'uno dall'altro. Facciamo ancora qualche altro giro e poi lo chiudiamo. Così. Innestiamo ancora salice, così. E così. E proseguiamo il giro. Togliamo questo, altrimenti così bene, si vede il lavoro meglio, e proseguiamo sempre così. Una cosa ora importante, io lo chiudo qua il cesto, ho fatto un messo, perché noi da dove partiamo dobbiamo chiudere per avere i passaggi giusti. Se da qua sono 7 8 2 e poi lo chiudo. Così.
spostiamo quest'altro così e adesso lo chiudiamo. E si procede in questa maniera. Questo è da togliere, togliamo questo qua così, poi lo prendiamo qua, lo pieghiamo e lo andiamo a inserire qua, visto? E già è chiuso questo. Stessa cosa facciamo con questo qua, lo facciamo qua ad ago, lo prendiamo, lo pieghiamo, vedi, così, e lo andiamo a inserire qua dentro, visto? È chiuso. E la stessa cosa anche se facciamo con questo, anche se non è necessario, ma lo facciamo pure con questo e lo andiamo e ora si procede per la pulizia e si vanno a tagliare tutti questi che escono fuori. Visto, già è venuto bello la parte, questa è la parte per il momento superiore, poi che invece va e la parte diventa la parte inferiore del cesto. E la stessa cosa dobbiamo fare sotto, dobbiamo togliere tutti questi così. Allora ora facciamo vedere come si innestano le colonne. Le colonne sono questi qua, poi praticamente che sono quelli che sorreggono tutto il cesto e li inseriamo qua dentro così. Se partiamo a destra, sempre a destra, così, 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 sempre così, sempre e così. Adesso questi li dobbiamo piegare verso l'alto. Facciamo così, con l'ugno di questo dito andiamo a pressare qua, proprio qua, alcuni li spacco, io faccio invece così e lo alzo, faccio così e lo alzo e procedo sempre così, 3 da un lato e poi dall'altro lato, così già mi sta fermo. Sempre così, 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 andiamo sempre a piegare, portiamo verso l'alto, sempre così, ed ecco qua. Ora gli diamo un'aggiustatina così e li leghiamo con un filo stesso della colonna, così. Ora dobbiamo andare a togliere quelli che sono questi qua.
a filo della colonna che abbiamo inserito, così. Inseriamo tre fili qua, tre fili da questo lato e tre qua. Alcuni ne mettono due, alcuni tre. Ora si deve prendere questo qua, e questo praticamente serve per nascondere questo qua, così, e si fa 1 e 1 2, si gira e si porta sotto. 1 e 1 2, così, e si porta sotto. Sempre 1 e 1 2, così, si gira qua e si porta sotto. Facendo questi passaggi noi andiamo a nascondere quelli sono i tracci che abbiamo utilizzato sotto per fare il fondo, visto, non si vedono più. E continuiamo poi sempre così, 1 e 1 2, andiamo sopra e sotto e proseguiamo sempre così. Adesso innestiamo altri 3 fili di salice, sempre così e così, e proseguiamo, li mettiamo così e facciamo sempre 1 2 sotto, sopra, e li abbassiamo così. Aggiungiamo altri 3, uno e 3, e proseguiamo 1 e 2, andiamo sotto, sopra e abbassiamo. Ora aggiungiamo altre 3 bacchettine, così, così e così. Risistemiamo e continuiamo sempre così. Andiamo a togliere questi che non ci servono più e proseguiamo sempre così. Allora scegliamo questo, così,
e andiamo a inserire le canne. Così facciamo sempre 1 1 2 e qua quelle che inseriamo l'altra canna, lavoriamo, questo viene lavorato con 3 canne, teniamolo sempre un pochettino stretto tra le gambe, inseriamo l'altra e ora si procede solo con le canne, così. Questi ce li mettiamo le dita qua dentro, così poi li portiamo tutti alla stessa distanza, sempre così. Sempre così. Qua e poi facciamo, ci resta solo la treccia. Così. E ok. E ci fermiamo qua. Questa maniera. Ok, adesso innestiamo il resto delle colonne. Così, 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 così. E questa è la fase finale, ci siamo quasi? Sì. Ci siamo, sì. Ora proseguiamo per la chiusura.
Togliamo tutti quelli più corti che ormai non ci servono più, che questi sono abbastanza lunghi. Questo, diciamo, è il lavoro finito di quello che era il nostro cestino per quanto riguarda la frutta, per mettere la frutta di una volta, eccetera eccetera. Ok, e Per abbiamo ogni finito. cosa occorre del tempo, la Sì, pazienza. sì, Quali elementi sì, occorrono per creare un cesto? E la pazienza sopra ad ogni cosa, perché è il materiale giusto pure dobbiamo avere per fare, come vedete, il materiale giustamente è importantissimo, perché Allora vediamo senza- i capolavori finiti, ne senza- facciamo vedere qualcuno. sì, sì, possiamo far vedere il fiasco siciliano, questo sempre un portafrutta a chiusura laterale, questo si differenzia perché ci sono dei passaggi, il fondo viene fatto pure, anziché 8 colonne io ne utilizzo 9 in questo caso, se dobbiamo fare questi passaggi a saltare, sempre con un mortiero di 3. Questi sono, diciamo, quelli normali che abbiamo fatto. Io utilizzo che il fondo, in genere questo qua, il fondo dovrebbe andare sotto, io invece lo metto sopra, perché tanto sotto a noi non ci interessa, perché non viene utilizzato, non appoggia sul fondo, appoggia su quella che è la treccia, sulla chiusura, quindi io preferisco farlo così, che se noi dobbiamo mettere della frutta non si rovina, perché qua è bello liscio, che è bello liscio. Invece per quanto riguarda giustamente così lo dobbiamo utilizzare, perché questo deve andare a appoggiare a terra, come vedete. Questo è normale, invece la parte, diciamo, più liscia la mettiamo fuori, perché questo deve andare a appoggiare poi a terra e viene a appoggiare. Questo invece, come ripeto, non lo metto, io preferisco farlo all'incontrario. Questo è un fiasco più grande, è sempre soliti cesti di varie forme. E quello che ci ha colpito, quello che esce fuori, è la sua grande passione, anche uno studio che c'è dietro, nulla è lasciato al caso. I dettagli che abbiamo visto oggi, mai abbiamo attenzionato così nel dettaglio i vari procedimenti e i vari dettagli. Quindi arriveranno tanti complimenti e noi ci uniamo a questi. E io li ringrazio. Speriamo che qualcuno possa intraprendere quella che è questa tradizione antica, soprattutto i giovani, perché sembra che non ne vogliono sapere. Io non sono grande, però Ripeti il tuo nome così faccio il saluto. Filippo Ceravolo. Ok. E noi ringraziamo il signor Filippo per questi attimi davvero interessantissimi. E io ringrazio voi per avermi dato questa opportunità di far conoscere a tanta gente quello che è il mio lavoro secondario, perché io faccio tutt'altro di lavoro. Complimenti ancora, grazie. Grazie. E al prossimo video sulla pagina Facebook di Bella Sicilia.